Il superamento dei campanilismi per arrivare alla fusione del comune di Badia Polesine e di Lendinara e poter ricevere così il 20% in più dei trasferimenti erariali statali per ciascun comune con un risparmio stimato del 30% sono stati gli argomenti affrontati nella conferenza stampa svoltasi nella sala consigliare di Badia Polesine venerdì 26 ottobre 2012. Il sindaco di Badia Polesine, Gastone Fantato, quello di Lendinara, Alessandro Ferlin, il presidente del Consiglio di Badia, Alessandro Leopardi, e quello di Lendinara, Luigi Viaro, hanno condiviso il progetto di fusione che porterà alla costituzione di un unico comune di 22.000 abitanti, numero che favorisce una programmazione seria, dando garanzia della qualità dei servizi. Se la fusione andasse in porto, sarebbe il secondo comune polesano, ancora più popoloso di Adria. Gli amministratori hanno condiviso gli obiettivi della fusione, garantendo un'identità culturale preservata, ma volendo dare un valore aggiunto alle municipalità, protagoniste di una scelta importante in un contesto economico di cambiamento, per non perdere opportunità di sviluppo. È un gesto di nuova politica. Sostanzialmente la struttura amministrativa dei comuni, così come noi li conosciamo, mostra i segni dell'età e non riesce più ad adeguarsi alla mutate esigenze di carattere politico e di carattere amministrativo. In sostanza appartiene al passato. Con questo tanto onore per quello che è stato fatto, ma ovviamente bisogna fare delle scelte politiche, per l'appunto con la P maiuscola, che possano portare a definire strutture e organismi più adeguati alla società che è cambiata. Come spiegato dal segretario comunale di Badia, Francesco Montemurro, l'iter per la fusione è complesso, data anche l'irreversibilità del procedimento. Non ci sono tempi definiti, anche se l'idea è di far presto. Sarà decisivo lo studio di fattibilità e con il referendum sarà data la parola ai cittadini. Se questo passerà, poi si farà appello alla legge regionale e quindi sarà data vita al nuovo comune con un nuovo statuto ed elezione dell'amministrazione. Poi non saranno chiuse le porte ad altri comuni che vorranno aggregarsi. Per ora il primo passo sarà un consiglio comunale congiunto tra Badia e Lendinara. Io credo che i cittadini ne debbano trarre solo elementi positivi dalle fusioni. Non voglio neanche pensare che si possa perdere anche un solo servizio o creare un solo disagio. A mio avviso le fusioni servono proprio per dare continuità di servizi ai territori e ai cittadini, ottimizzare le sempre meno risorse e integrare sempre di più i sistemi anche informatici per arrivare a dare ai cittadini servizi sempre più all'avanguardia e possibilmente anche in tempo reale. Se è condiviso l'obiettivo di integrare e ottimizzare i servizi a vantaggio del territorio, d'altra parte ci sono obiezioni sulla repentinità dell'annuncio e una certa diffidenza nei confronti dello Stato e delle casse badiesi, che risentono di debiti antichi. I due primi cittadini di Badia e Lendinara, nonostante siano politicamente su fronti diversi, stanno dimostrando che se c'è la volontà politica ci si può impegnare in progetti comuni, volendo percorrere la via dell'efficienza e della buona amministrazione. Alla luce della semplificazione del territorio, dell'unione delle province, la fusione avrà luogo? Sarà l'occasione per voltare pagina, senza negare il passato e guardando al futuro? Sarà il giusto colpo di reni per salire sul treno dello sviluppo?